Io ho telefonato subito in comune, già era troppo presto, verso le 7:30, alle 8:20 più o meno. Ho parlato in comune, loro non sapevano niente da darmi qualche informazione. Ho telefonato ai carabinieri, la stessa cosa. Ho chiamato il gas, ho telefonato subito dopo ai vigili, sono venuti, sono entrati dentro, hanno spaccato, non lo so, finestre e hanno trovato dentro senza vita purtroppo. Erano mamma e figlio, Rosa Dalla Valle, 87 anni, conosciuta in paese come Maria e Paolo Rampon, 60 anni. Vivevano qui in questa elegante e curata porzione di bifamiliare bianca con i balconi rossi in via Rialto a Teolo, a 2 passi dall'abbazia di Praglia. A trovarli senza vita al piano terra, l'uno nell'ingresso, l'altro in cucina, con ancora gli abiti da giorno addosso, sono stati i vigili del fuoco, arrivati poco prima delle 10 dopo la telefonata allarmata dei vicini di Silvestro Ciobanu e della coppia che vive accanto alle vittime, preoccupati per il forte odore di gas. Un odore ancora fortissimo anche a ore di distanza dal ritrovamento dei 2 corpi senza vita. Sulle cause stanno indagando i carabinieri che per ora hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione e i vigili del fuoco arrivati con il NIAT, il nucleo investigativo antincendi territoriale. Stiamo indagando, non sappiamo di preciso la dinamica. Ma da dove è partita la fuga di gas? Fa parte tutto dell'indagine. Di sicuro c'è stata un'esplosione però. Stiamo capendo anche quello. Stiamo capendo, c'è stata una combustione di sicuro, però causa, effetto, da cosa. Sono tutte domande che con le indagini veniamo a scoprire. Nessun segno di violenza o di effrazione all'interno dell'abitazione. Una vita riservata, quella condotta da Rosa Dalla Valle e dal figlio Paolo Rampon. Resta da stabilire anche l'ora esatta del decesso e soprattutto la provenienza del monossido, il nemico silenzioso che non ha lasciato loro scampo. Una stufa, la caldaia, il piano cottura. Enorme lo spavento dei vicini che tremano all'idea di quello che sarebbe potuto accadere. Io da tanti anni, da quando sono venuto qua, ho comprato un rivelatore di gas. La moglie sempre mi diceva, fa un rumore perché ogni volta quando prepari qualche cosa suona. Apriamo così, meglio perché io sono in sicurezza di queste cose. Adesso mi si fa la pelle di bocca.